Il nostro è più un peso politico che possiamo utilizzare in seno alla provincia e agli altri enti dove insomma, la nostra parola vogliamo che conti. Il Comune di Padova ha intenzione di far valere tutto il suo peso nella vicenda del mega centro commerciale che dovrebbe sorgere a 2 Carrare, a pochi passi dal Castello del Cataio. La sua realizzazione è vista con preoccupazione anche da Palazzo Moroni. Secondo uno studio dell'Ascom, oltre al danno di trovarsi di fianco ad un monumento importante come al Castello del Cataio, l'apertura di quello che diventerebbe il più grande centro commerciale del Veneto avrebbe ripercussioni dal punto di vista commerciale in un'area di 100 chilometri. Siamo molto preoccupati anche noi come amministrazione comunale di Padova, in particolare come assessore al commercio e per i rapporti positivi che stiamo costruendo con le associazioni di categoria in città che a loro volta sentono come questa possa essere una minaccia per i commercianti di Padova, per cui l'appello che facciamo anche noi come amministrazione è che si trovino le strade per impedire la realizzazione di questo centro commerciale o se proprio questo è impossibile che quantomeno tutti i soggetti pubblici coinvolti si mettano a disposizione per mitigarne il più possibile l'impatto. Si tratta di una vicenda che è arrivata anche in Parlamento, diventando un caso nazionale. La nostra proposta è quella di allargare i confini del Parco Colli di modo da comprendere anche l'area interessata dal progetto e preservare così anche quel monumento di valore storico e architettonico che è il Castello del Cataio. Tutte le soluzioni che possono arrivare a questo risultato noi le sosterremo con forza. Se questa si dimostra percorribile, allora avrà anche il nostro appoggio.